Amici di Sportisimi, buon pomeriggio, 12ª giornata del campionato di Serie C2 Girone A che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e Futsal Emiri. Di punizione non dato, si continua, Parisi, Calì col petto, poi Naccari ancora Calì, e poi nuovamente Naccari! Sujan con il sinistro, Arcilesi. Organizziamo bene, mette bene in calcio d'angolo, palla al centro per Franco, è molto largo, rientra Franco con la punta, un gol bellissimo, si inserisce e poi cuore verso la telecamera da parte di Nazareno Franco, dedica sicuramente speciale, poi passaggio felpato, palla dentro per Chinnici, Arcilesi si chiude quasi a riccio e per poco addirittura non blocca il pallone, ma grande occasione per Asano che potevano fare dentro Lopez! Inserimento senza palla perfetto di Lorenzo Lopez che esulta, il ruggito anche di Capitan La Fiora, palla perfetta e poi contro Cinesi non sbaglia, fa 2-0, abbraccio che con Mister Gentile. Tutto il match, Parisi con la punta, Cali ancora respinge, poi Fiorentino riesce a dare bene, Naccari prova ad incunearsi ma non riesce, poi Fiorentino, palla ancora in campo, vuole il dribbling, è molto veloce, Marcinesi scivolata, qui forse doveva spazzare, non tenere qui a petto in fuori, palla su Parisi, le finte, vuole immaginare parecchia, Goglialneri, e Chinnici ha parato come contro Donatello San Vincenzo, un'occasione sulla linea, che giocatore! Franco, è un contropiede, Franco, palla dentro per Pisani! Antonio Pisani continua a segnare e non vuole fermarsi più, 3-0. Mitesi, Parisi per Naccari e poi Calì con il piede a fermare Guglielmini, che è un giocatore che ha un tiro molto preciso, effettivamente va Guglielmini, non trova la porta ma ha spiazzato Calì, questo palla di nuovo per la Fiura, la porta apre verso Chinnici, Arcinesi sul primo palo, chiude con i piedi molto bene, veloce Franco mette per la Fiura sul sinistro, può calciare Arcinesi, però Franco era solo. 10 sguscia via il pallone, conta Venezia, Franco dall'altra parte, lo serve Franco, può calciare, palla fuori. Oggi perfetto. Dai. Pera, poi la Fiura, vediamo se la chiude, la Fiura con la punta, la Fiura! Vito la Fiura! Con la punta, con il sinistro, come vuole, 4-0. Lo stradica questo pallone, Sciacca, avanza, calcio, attraversa, poi Ciravici, Lopez, vuole provarci anche lui, Lopez, soluzione non è positiva, ma va bene così, vince il Palermo Futsal Club, vince con il risultato di 4-0 contro un ottimo però Futsal Emiri e continua la sua cavalcata verso il primo posto, i punti sono 27.